La parola d'ordine è questa: non abbassiamo la guardia, non ci sono allarmismi, non vogliamo neanche crearne. È un caso, è monitorato, sotto controllo, così come sono sotto controllo tutti gli operatori e tutti gli ospiti della casa di riposo a cui sarà fatto un ulteriore tampone. Però non abbassiamo la guardia, perché il fatto che ci sia questa positività ci fa capire che il virus cammina ancora con le nostre gambe. La sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, invita alla cautela dopo il caso di paziente Covid positivo a Villa Aldina, di cui ci siamo occupati nei nostri TG. L'uomo nei giorni scorsi era uscito dalla struttura per andare a trovare i parenti dopo i 3 mesi di lockdown. C'è di più, era risultato negativo a ben 3 tamponi. Il fatto di essere rimasto dentro, chiuso, senza vedere i familiari per così tanti mesi, aveva in qualche modo compromesso anche degli atteggiamenti comportamentali. Ecco che giustamente, io dico, anche la dottoressa ha pensato che un riavvicinamento ai familiari potesse in qualche modo aiutarlo. Resta adesso aperta la questione della gestione di Villa Aldina, perché è vero che è di queste ore la nuova ordinanza firmata dal governatore Zaia sulla riapertura a pazienti e parenti delle strutture sociosanitarie, ma nella casa di riposo di Rossano adesso serve massima cautela. In accordo con la direzione e con il presidente abbiamo deciso di chiudere la casa di riposo agli esterni, quindi i vari parenti dovranno pazientare fin tanto che non avremo tutti gli esiti in mano.